La pillola di oggi racconta di un illustratore e artista italiano, Riccardo Guasco, che utilizza il manifesto come mezzo di comunicazione. Riccardo Guasco ha collaborato con nomi importanti: The New Yorker, La Repubblica, Turing Italiano, Ferrari, Martini, Eni e molti altri. Per noi ha reinterpretato il Viale delle Rose che vedete alle mie spalle e che ha reso celebre il Parco Giardino Sigurtà nel mondo. Allora, ho conosciuto il Parco Sigurtà in maniera casuale, con una visita con amici che ci hanno invitato a passare un fine settimana a Valeggio sul Mincio e ci hanno portato all'interno del parco. Io, essendo un illustratore, porto sempre con me un taccuino, una matita, e quindi nei ritagli tra una visita e l'altra mi sono messo a disegnare alcuni scorci del parco. Arrivando a casa, ovviamente, complici sempre gli amati social che diffondono le immagini, io sono abituato a magari a condividere delle storie o delle piccole foto di questi taccuini, e da lì il Parco Sigurtà ha scoperto questi schizzi e da lì è nata una collaborazione con l'illustrazione di questo Viale delle Rose, quindi in maniera del tutto casuale, ma mi piacciono quando le cose vengono in maniera spontanea. Il Viale delle Rose è sicuramente una parte scenograficamente bellissima e importante. La prima cosa che colpisce l'occhio è sicuramente il colore, quindi ho detto voglio partire da un'illustrazione molto colorata. È strano perché di solito io sono molto molto lineare e geometrico, quindi di solito parto dalla linea. Stavolta sono partito solo dal colore e quindi c'è questa esplosione di colori che racconta in qualche modo questo paesaggio, e non mi fermo alla parte oggettiva ma vado un pochettino oltre, per cui c'è questo fiore gigante che è un po' il padrone di questo paesaggio, e sopra c'è un omino piccolino, e l'omino piccolino è l'osservatore, è l'uomo all'interno di un posto come questo che inevitabilmente, non dico scompare, ma diventa piccolissimo rispetto alla grandezza della natura, alla grandezza di un fiore anche. E quindi i due protagonisti finali sono un fiore gigante e un omino piccolino sopra, proprio per ricordarci quanto siamo piccoli davanti a questo spettacolo. Allora, mi rimane sicuramente un posto fantastico dove tornarci sicuramente, e mi rimane sicuramente uno spunto che io sono pazzo dell'arte del Novecento, e quindi dagli impressionisti ai Fauve, e inevitabilmente un posto come questo dove la natura è al massimo grado di espressività mi riporta alla mente Monet, Matisse, e quindi tutta una sorta di dialogare con l'arte e con la natura in una maniera eccezionale. Quindi sicuramente è uno spunto nel tornare qua e dipingere en plein air. Io adesso dico dipingere, non dipingo, il mio lavoro normalmente è digitale, però si ha sempre da imparare. In un posto come questo ti viene voglia di venire qua con veramente la tavolozza, la tela e l'olio, e provare a confrontarsi con questa immensa natura.